Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Baldessin. Cosa bolle in pentola? Oggi lo so che è abbastanza inusuale vedere il martedì un video che non sia un tutorial. In realtà oggi facciamo un'introduzione a una serie di lezioni, tra virgolette, che vi voglio fare nelle prossime settimane, a cui sto già pensando da un po' di tempo. Vediamo se riusciamo a portarle a casa. Allora, innanzitutto iscrivetevi al canale se avete piacere per potervi gustare tutte le prossime lezioni che usciranno e naturalmente per andare anche a sbirciare i video che abbiamo già fatto, dove parliamo di un sacco di cose riguardante il web design, WordPress, eccetera 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 eccetera. Mettete un bel like al video e fatemi delle domande. Dalla prossima settimana inizierà la prima lezione. Argomento? Parliamo di PHP. Sigla. Allora, eccoci qua. Insomma, all'interno del mio canale abbiamo sempre parlato di HTML, di CSS, abbiamo fatto WordPress in tutte le salse possibili e immaginabili, abbiamo fatto XD, abbiamo montato bozze grafiche, insomma abbiamo fatto un sacco di roba. Però abbiamo sempre lavorato sul campo buttando giù quelli che erano i processi, andando semplicemente ad eseguirli, ma senza mai spiegare dietro le quinte come funziona, ok? Quindi ho deciso di fare una serie di video propedeutici su PHP e presumibilmente anche su MySQL, che farò alla fine della sezione di PHP. Credo che in tutto saranno 7-8 video tipo, ok, che usciranno con cadenza settimanale, se ce la faccio, tempo e lavoro permettendo, ok? Sulla base di questo, però, in questo video nello specifico vi devo preparare un attimino a capire un po' di teoria e naturalmente preparare i vostri computer a poter fare questo. Allora, che cos'è PHP? PHP è un linguaggio di programmazione server-side, lato server, che tradotto vuol dire semplicemente che quando noi andiamo a cliccare un link o inviamo una richiesta qualsivoglia al server, nel server, ragazzi, cercherò sempre di spiegarvi le cose nella maniera più terra possibile, ok? Nel server ci sono i file di programmazione che hanno il codice che viene processato, questo codice ci viene restituito al client, il client è il vostro dispositivo, il browser del vostro dispositivo da cui state visualizzando le pagine, quelle pagine ci restituiranno, nel caso dei siti web, nel 99% dei casi, il risultato del processo, che per quanto riguarda un sito normalmente è puro e semplice HTML processato. PHP è un acronimo, vuol dire Hypertext Preprocessor ed è attualmente in uso, aspetta che sbircio, la versione 8.0.2 che è uscita a febbraio di quest'anno, per la precisione il 4 febbraio 2021. Non mi sento ancora di utilizzare PHP 8, lo stesso WordPress è ancora un po' in fase beta a livello di supporto, non ancora tutti i provider sono preparati ad avere supporto a questo linguaggio, non c'è nessuna fretta. Durante gli esercizi utilizzerò PHP 7.4 punto qualcosa. Naturalmente è disponibile anche PHP 7.3, dalla versione 7.3 in giù, quindi 7.2, 7.1, 7.0, è tutto deprecato. Deprecato cosa vuol dire? Vuol dire che continua a funzionare, sì, ma non vengono più rilasciati gli aggiornamenti di sicurezza, quindi è caldamente consigliato ovviamente non utilizzare quelle versioni, ma andare a migrare verso versioni più recenti. Fino alla 7.4 secondo me potremmo lavorare tranquillamente nell'arco del prossimo anno intero, 2022 intero, per quanto mi riguarda secondo me. Poi per carità vedo che le cose stanno andando molto velocemente, quindi va da sé che potrebbe essere che mi sto anche sbagliando a questo proposito, ok? Però normalmente visto l'andazzo, insomma, prima che venga deprecata la 7.3 secondo me ci vorrà ancora un pochino, un annetto secondo me va via. Detto questo, per poter fare programmazione però all'interno dei vostri computer in locale ed imparare quel tot di esercizi che faremo insieme, abbiamo bisogno di installare il supporto sia a PHP che installare MySQL, che è un server di database. Perché dobbiamo installare il supporto? Perché i vostri computer, PC o Mac che siano, non nascono per programmare, nascono per fare altre cose, nascono per navigare, per fare tutto quello che un computer fa. Quindi non hanno un supporto nativo in questi linguaggi, a differenza invece dell'HTML, che potrebbe essere tranquillamente scritto in un file TXT e che viene naturalmente semplicemente interpretato dal browser così com'è. In realtà, per poter gestire PHP MySQL abbiamo bisogno di avere un server locale installato nel vostro computer. Molti di voi che seguono il canale probabilmente lavorano in WordPress, quindi utilizzano di server locali già di default. Anche per lavorare in WordPress molto famoso è Local, che fa direttamente un'installazione di WordPress. Per lavorare però in PHP puro io vi consiglio di andare ad installare, se avete il Mac, MAMP, quindi cercate MAMP e andate ad installarvelo. Se avete il PC Windows esiste la versione MAMP per Windows, che così potete avere la stessa interfaccia che userò io durante gli esercizi. Mi sento di sconsigliarvi WAMP, che è quello di Windows,
Eventualmente, se proprio dovete, su Windows, se non vi piace installare la roba del Mac, potete utilizzare XAMPP, che è una multipiattaforma. Tutti i vostri esercizi, lo vedremo di nuovo nella prossima lezione, per poter funzionare dovranno essere inseriti all'interno di una cartella di MAMP che si viene a creare quindi quando avete fatto l'installazione, che si chiama htdocs. La stessa la troverete anche se installate XAMPP. Non troverete, se non ricordo male, la cartella htdocs se usate WAMP, ma in WAMP dovreste trovare una cartella che si chiama www. Bene, i vostri esercizi vanno messi lì dentro. Una volta che abbiamo installato tutto e abbiamo avviato il server locale, e ripeto, lo faremo la prossima settimana insieme, ricordatevi sempre di andare a disabilitare quei programmi che potrebbero occupare la stessa porta che utilizza il server, perché il server potrebbe non accendersi. Uno tra tutti mi viene in mente Skype. Quindi se avete Skype che si avvia all'accensione del vostro dispositivo, disabilitate questa funzionalità. Skype può essere attivato anche dopo, ma se Skype è attivo prima, è una classica casistica in cui MAMP, WAMP e XAMPP non partono, ok? Il viceversa va bene. Se avete il PC Windows e vedete che comunque non parte lo stesso server, date un'occhiata un attimino alle impostazioni del firewall, date un'occhiata a quella che è alle app che avete, ok? Perché a volte mi è capitato che queste rompono le balle. A questo punto quindi noi siamo perfettamente pronti ed attrezzati, ok? Andremo a creare i nostri singoli esercizi uno dopo l'altro all'interno della struttura. Prima però di iniziare con gli esercizi vi volevo spiegare un attimino a cosa serve PHP? Beh, PHP sostanzialmente nasce per creare e trasformare i siti web da statici e dinamici. La vera forza di PHP si vede finalmente con la versione 3, quindi stiamo parlando comunque di moltissimi anni fa, nel momento in cui arrivano le sessioni, i cookie e i form HTML che permettono di andare a creare tutta la tipologia di gestione dei dati che abbiamo all'interno di un sito web. Nello specifico, quando parliamo di gestione dei dati, parliamo di 4 azioni fondamentali che fate anche voi tutti i giorni all'interno delle vostre strutture, ma anche semplicemente quando scrivete nei vostri social network preferiti. Cosa fate? Aggiungete, modificate, cancellate e vedete quello che avete scritto, ok? Quello che avete postato. Queste 4 azioni sono possibili attraverso un form HTML che viene processato con tecnologia lato server come PHP, che si appoggia a un database MySQL, e la comunicazione di tutta questa roba qua ci permette di avere del web perfettamente dinamico. Nel database, oltretutto, abbiamo la possibilità di andare a creare tutta una serie di relazioni che mettono in comunicazione questi dati. Queste relazioni seguono una logica molto semplice: 1 a 1, un utente compra un prodotto, per esempio, 1 a molti, un utente compra molti prodotti, molti a 1, molti utenti comprano un prodotto, molti a molti, molti utenti comprano molti prodotti. Una volta che siamo entrati in confidenza con tutte queste piccole dinamiche e abbiamo imparato qualche cazzatina a livello di codice di programmazione propedeutico, siamo anche sicuramente più propensi a lavorare in WordPress e customizzarlo in maniera più approfondita, in maniera più sicura, con una consapevolezza completamente diversa. Cosa serve fondamentalmente? Qual è la prima cosa che dovremmo imparare in PHP? Beh, la prima cosa che dovremmo imparare in PHP è l'utilizzo delle variabili di programmazione. Ci sono tutta una serie di dinamiche che si trovano all'interno di tutti i linguaggi di programmazione e le vedremo tutte. Le variabili array, i cicli, le condizioni per il controllo dei flussi, le funzioni predefinite, la possibilità di creare delle funzioni, vedremo come andare a costruire dei siti modulari, seguendo poi anche lo stesso ordine logico che WordPress mette sul piatto per fare queste cose qua. Insomma ragazzi, il piatto è bello ricco di cose che vi voglio insegnare, pertanto vi do dei compiti per casa. Se non avete un server locale, installatelo, preparatevi per accettare quelle che sono tutte le dinamiche delle lezioni che faremo, ok? Preparate la vostra macchina, segnatevi sul calendario che martedì prossimo c'è la prima lezione, partiremo dalle variabili, ok? Cercheremo di capire cosa sono e a cosa servono, dopodiché andremo avanti finché non sono stanco, come sempre abbiamo fatto finora sul canale. Vi ringrazio moltissimo per il supporto ragazzi, spero che questa serie vi piacerà un sacco o vi sarà comunque utile come sempre. Se avete dei suggerimenti lasciatemeli nei commenti. Vi ricordo che appena terminata la serie creo il mio sito da zero basato su WordPress e Gutenberg con molta customizzazione del codice, quindi vi invito ad andarvela a rivedere, ok? Che male non vi fa assolutamente, e lasciatemi tutti i feedback che volete. Mi raccomando, più siamo e più roba io riesco a fare. Noi ci vediamo alla prossima. See you next time.